caro compare e caro compare, oggi a tagliare a Gerratana a mangiare cavatiere e cosuco. Che forza che aniva la luce, che con le corna muovono i valati, su nera lesta a fare una voce, taglia che forza che aniva la luce. C'era una volta un povero pescatore che via 3 mesi che non pescava niente, si rivolgia allo santo patriarca, dopo 3 giorni affondò la barca, taglia che forza che aniva la luce, che con le corna muovono i valati, su nera lesta a fare una voce, taglia che forza che aniva la luce. C'era una volta un povero becchino che via 3 giorni con burrecava niente, si rivolgia allo santo dell'altare, dopo 3 giorni lui era burrecare, taglia che forza che aniva la luce, che con le corna muovono i valati, su nera lesta a fare una voce, taglia che forza che aniva la luce. C'era una volta un vaccaro di Rausa che via 3 mesi che non mugia niente, si rivolgia alla santa Isacca, dopo 3 giorni c'ha un po' a vacca. Questo è un altro piatto sempre che prepariamo noi, sono i cavati con prezzemolo, aglio e caciocavallo e peperoncino. Ecco fatto. Vinni la primavera e i miei le sonciore a mia fuoco d'amore. Stiamo per bene sempre. Facciamo dei piccoli ciambretti, prendiamo una forchetta, ecco così, tagliamo a pezzettini la nostra pasta e poi tradizionalmente si faceva in questo modo: si prende una forchetta, si prende il tocchetto di pasta e si inca. E vengono tutti con questo ricamo così. Questi sono i nostri cavatetti. Questa è una classica pasta che si usa per fare tanti anni. Ecco. Ecco, i nostri cavaletti sono già pronti per andare a cuocere. Pronti i nostri cavati, vi faccio vedere come prepariamo i nostri cavati molto famosi, quelli al mugnaio. Allora, andiamo a buttare nell'acqua già salata i nostri cavati per 3-4 minuti. E andiamo a preparare il nostro condello. Gli ingredienti di questo piatto sono degli ingredienti molto semplici: dell'aglio, prezzemolo, caciocavallo, mollica tostata e peperoncino. Andiamo a preparare il nostro piatto. Andiamo a prendere il nostro aglio, lo tagliamo pezzettini, mettiamo una padella. Aggiungiamo un po' di olio nel frattempo ci andiamo a preparare il prezzemolo.
Molto importante fare rosolare l'aglio per bene e portarlo a una coloratura andiamo ad aggiungere un po' di peperoncino e sforiamo i nostri cavalieri. Poi aggiungiamo un po' di pane grattato tozzato del caciocavallo sforiamo il tutto e andiamo a servire. Questo piatto caciocavallo, questo è un piatto molto dei gusti molto precisi. Il piatto è servito. Compare, compare, arrocordiamone prima che venite, che mangia, fa muddiche.